Oggi pensiamo alla morte del nostro caro amico, il nostro caro Larry, deceduto da poco tempo. Veramente la cosa peggiore che potesse capitare alla nostra piccola comunità. Sei stronzate scaldissime, era un putaniero. Carissimo saluto alla moglie che Dai, che mille che speriamo di poterla consolare. Sarà tutta la cittadina che penserà. Se vuoi di pissare che mi vedi. Iniziare dal suo caro amico Walter. Oddio Dio. Se poi tu scema ti fatti qua a scarvigiare. Porco io! Un troione era! Di prima categoria! Avete capito? È inutile che piangete tanto lì! E poi sapete anche chi è dentro! Scommettiamo che non è lui qui dentro! Oh, sta al momento. Tu! Inutile che tu vai, stante! Che il ciapli! Oh, violista sconvolto che fa! Ma vi rendete conto di chi sei? Non è mica lui! Oh, Nenina! Quel bastardo! Ma mia che cogliona! Sì, era lui! Ve lo giuro! Aprite la bara se volete! Oh, violista muso che fa! Oh, sta al momento, finisse di fare il tiro. Ma voi mi riaschiattare nel cazzo! Oh boia, zio! Ma se qui cazzo io di dentri? Siamo usate, non è mica lui. E no che è lui, ecco che è una cogliona che... Oh signor! Signora, gliel'ho detto 1000 volte, le pompe funebri sono inefficienti. Signora, ti hai reso un papino. È inutile che piange. Si deve dare coraggio. Deve pagare di più le pompe funebri, non può pagarle 100 euro. Vede cosa succede? È inutile che fa quella faccia da milecca lì. Signora, bisogna scolarsi prima, no? Ha seguito tutta io. E chi lo sapeva che faceva questi danni qua? Ho pagato tanto prima, anche l'anticipo dato. E come mi ha scambiato i cadaveri, anzi. Ma senta, non mi dica Oh signor. No, non mi dica stronzate, che ha pagato 100 euro. Scusami un momento. Mi butti io dal balcone, buttiti. Non siete simpatica, il lettera di agurza lì. Sì, scritto come... signora. Lei sai, ma... più di pagare così non potevi? Signora, gli ho già detto, deve pagare di più. Tutta qui. Copiti, ostie. Se vuoi li ridi. Sì, signora, deve assicurarsi meglio le... dico io. Ormai siamo arrivati al dunque, no? Signora, lei è senza quattrini? Coglione. No, adesso sono l'assicurazione di mio marito. Come parne tutto, come? Também abbiamo stato che È no. inutile che parla tanto, sa? Ma la verità viene fuori. Beh, proprio una cogliona. Una cogliona forte, anche. Tu, Walter, se non avesse scatenato... Sì, Angela, hai controllato allora, è stato controllato lì dei consumi funebri, ma mi sa che non ci accaldava, il fatto. Ma ti presto, fammi ridi. Hai controllato io, ti dico, Angela. Dimmi che monate io. Sull'altra viode, ma dici che mangia. Ma non stai stronzati? Ma ti prei? Oh, mi viene un'idea, come? Non è che lo hanno copato e buttato via il cellulare? Ma tanto finire di coglionati, se non fai il cadavere alla via. Oh, là non è, da qualche mano va adesso, no? Porca boia, mi pare a me. Il salato è controllato. Ma se... Oh signor, ma tanto bevuto il caffè? Io? Ma ti presto, fammi ridi, dai, deviesi il cadavere, io poi, deviesi, punto e basta, comune da controllare, orco io, tu non ti capisci snuia? Angela. Ma dimmi tu, ma mi tocca a parlare qua, come, può essere che l'altro cogliona. Dio. Noi voi ti di nuia, Ioca? Salutia dal distretto, qui, come? Signor. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Entri, basta che mi fa fare Cosa sta disposto? quanta figura di merda come in chiesa l'altro giorno. Si segga? Cosa vuole? Un po' di tè, grazie. È una camomilla per me. Mi dica, dai. L'altra volta fa delle figure. Sì, ma cosa aveva bevuto lei? Scusi, ne sembrano robe da fare? No, è la verità, tutta la verità. Non dico mai bugie io. Sì, ma... Veramente. Sì, ho capito io, ma non le sembra un po' esagerato entrare in chiesa? Ma era l'unico modo per far sapere la cittadinanza. Sì, ma mancava poco, gli tiravo una sberla, gli tiravo? Ero nervosetta un pochino per quello. Ma come cazzo si fa a ribaltare una bara e far uscire fuori il cadavere? Ma dica lei! Mica colpa mia, è il sceriffo che mi ha spinto. Ah, che il coglione di Amos. Che non ci vede ben dopo. Io volevo solo far dimostrare che non era Peconecci. il cadavere giusto. Sì, ma... Infatti... Buongiorno Angela. Oh, buongiorno, sì. Un reverendo? Oh, buongiorno. Oh, una cosa veramente inaudita quella di ieri sera. Ah, guardi. Veramente sono rimasto sconvolto, eh. Ma lei sa come vanno avanti le indagini? Perché sospettiamo Amos qua. Sì, no, Sa guardi. qualcosa? Guardi, io non so bene qua cosa è successo perché, guardi, mi dicono che non c'è il cadavere, ma siccome... sì? Sì, ma come non c'è il cadavere, scusi? Dove è andato? Ma sì, ma siccome Amos è un coglione, lo sa bene, no? Mi ha detto che non c'è. Infatti, non mi fido mica tanto di lui. Le stia vicino, per favore, eh? Perché di Amos qua... Sì, no, ma non è attendibile, Non è no? possibile che mi manchi il cadavere. No, ma sta facendo le indagini. Dio. Se manda il poliziotto. È proprio un cretino, ha ragione, sì. Mi faccio entrare in chiesa un attimo, Ma? che devo controllare. Oh, voglio dire di finire la storia, capito? Che devo rompere i coglioni, cagliabo. Dio, poi, ma porco io, si priunca? Pronto? Chi è? Oh, signor. Oh, Angela, hai controllato di nuovo, no, non è il cadavere. Ti sei non sei mica un coglione. Ma Dio poi, adesso vi devo bene. Hai controllato anche te scovati, non è? Da nessune bande. Da scovati. Oh, che fai? Come? Qua qualcuno sicuramente lo ha copato e si deve che lo buttare via. Ammazza il... Amos, io poi, ma fa culo, orco io. Che le ora? Ma sì, Angela, se tutte le buone ore a Tor, Oh, va bene, dai. Va là. Il coglione là. Ma ti fa bene il lavoro. Una tascovata da stazione, Dio poi. Amos, ieri era dentro una cella frigorifera il cadavere? Possibile che non te l'ha chattato for subito? Ma... Tan casino. non sarà mica il cadavere? Ma te che è lì? Hai altre perplessità? Oh, Angela, è stato il cadavere che mangiava, L'ho visto trattare, fatto? Ho detto, c'è il frigorifero. Ah, Dio. Io tu, ecco. Sapevi che i dischi di tiri di lui, lo sai io? Angela, ho detto, dai, sbagliando stanno. Oh, signorina, vede, quello lì me ne esco coglione. Non si può, no? Io preoccuparmi tanto, ma adesso... Oh, Dio. Che delusione. Vedi quelli. Oh, mi faccio un espediare, come? No. Sai ben che sto io, un trombettate tirato. Scusate, ma so sempre, un'amica? Oh, proprio il morto, Pacchini. Cos'è che tornava di pulsito? Oh, che educati che siete tutti e due, uno scorreggia con l'altro pedea. Il mangiare è buono, fa questo effetto. Signora, dai, su, non faccia la santa, che l'ha fatta anche lei. Ben continui a bere il tè, Io meglio che vado in bagno perché sennò gli faccio qua nella tovaglia.